Mozziconi e cartacce, l'erba che cresce indisturbata davanti alla chiesa di Santa Maria del Meschio. Uno degli angoli più eleganti di Vittorio Veneto ha perduto il primato. È da troppi anni che il luogo versa in queste condizioni. Pensare che il sindaco si era impegnato a risolvere il problema in 100 giorni. Ne sono passati 500 e la piazza è così. Se il sindaco a casa sua gli lasciassero così e la competenza è di qualcuno, non provvederebbe a pulire. È una cosa vergognosa. Questa è una latrina a cielo aperto. Sono i cittadini residenti che non sopportano più questa situazione. Questa è una cosa che non è concepibile davanti a un luogo sacro, tenere questa cosa. Il sindaco penso possa fare, e se no, che lo faccia fare i cittadini. Veniamo qua noi, lo facciamo noi. Cittadini pronti a rimboccarsi le maniche per ridare dignità al sagrato della chiesa. Penso che è una vergogna per questa piazza andare avanti così tanto. È una disperazione per tutto, anche per l'immagine della chiesa. Non possono fare, non so, vabbè, matrimoni ce ne sono pochi, però anche una festa e qualsiasi cosa, voglio dire. Non c'è accesso, sì, veramente spero che possano portarla a compimento, davvero, sarebbe tempo anche passato da un poco. Gli imprenditori dell'area non sanno più a quale santo votarsi, il negoziante dell'angolo in autunno trasloca, così non si può andare avanti e non è colpa della crisi, qualcuno ha già chiuso, c'è anche il gestore di un bar che protesta. Sono 6 anni abbondanti, è inutile che la piazza stia così. Non si può fare nessuna attività, non c'è parcheggio, non c'è niente. La gente vuole un po' di comodità e poi per qualsiasi attività che possa aprire ci vuole un po' di parcheggio. Ha fatto più presto fare il Colosseo che mettere a posto la piazza, insomma. Non vogliono entrare nel contenzioso che ha portato a tutto questo, ma il sindaco che si nega al telefono, ecco l'appello. Signor Sindaco, lei ha fatto una promessa che sarebbe stato vicino ai cittadini di Vittorio Veneto, che vediamo un po' di decoro nella bruttezza che c'è, almeno un po' di pulizia.